I carabinieri della compagnia di Rogliano hanno arrestato 15 persone accusate a vario titolo di estorsione, traffico di sostanze stupefacenti, rapina e detenzione di armi. L'inchiesta, denominata Casba, è nata in seguito ad un'estorsione subita da un tossicodipendente che, non essendo in grado di pagare, è stato aggredito e picchiato dai suoi spacciatori. Oltre 123 milioni di euro per il potenziamento funzionale e l'innovazione tecnologica delle aziende ospedaliere di Cosenza, Catanzaro e Reggio. Sono le risorse messe in campo dal programma commissariale illustrato dal Presidente della Regione Giuseppe Scopelliti e dalla Vicepresidente Antonella Stasi. Diritto al futuro, 7 giovani proposte per Crotone è stato il tema dell'incontro che si è svolto stamattina e da cui ha preso parte il Ministro della Gioventù Giorgia Meloni. L'appuntamento promosso dal Comitato La Gioventù che Vince ha visto il dirigente regionale del movimento Umberto Caputo illustrare le proposte e chiedere risposte chiare al governo nazionale nel percorso di crescita e realizzazione professionale. Cieli coperti, vento e pioggia insistente in Calabria. Le precipitazioni stanno interessando praticamente tutta la regione con temperature che si sono sensibilmente abbassate e sono al di sotto della media del periodo. Si segnalano mareggiate e pioggia lungo tutta l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, dove non vi sono particolari problemi per gli automobilisti.